Il giovane 22enne la notte tra domenica e lunedì è incappato in un controllo dei carabinieri in Viale della Vittoria. Alla vista dei militari dell'Arma ha cercato velocemente di cambiare direzione, movimento che ovviamente non è passato inosservato. Ne è nato un inseguimento terminato in Via Lioni a Vittorio Veneto, dove l'automobilista è stato bloccato. Nelle tasche il 22enne aveva ben 35 involucri termosigillati di cocaina per un totale di 22 grammi, oltre a 13 grammi di hashish. Tutte dosi già confezionate e pronte per essere spacciate. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già conosciuto alle forze dell'ordine, gli investigatori ritengono che sia proprio il 22enne ad essere uno dei riferimenti nel territorio per lo spaccio ai giovanissimi, anche minorenni. Non solo, perquisita l'abitazione sono stati trovati anche altri 10 grammi di polvere bianca e 30 di hashish. Il ragazzo, posto agli arresti domiciliari, è comparso subito di fronte al giudice del Tribunale di Treviso per l'udienza di convalida dell'arresto. Confermata la stessa misura, il 22enne rimane ai domiciliari.